Bene, tornati per una nuova parte di Ore 7 dedicata all'ospite, anzi agli ospiti in questo caso. Sono da una parte Giorgio Cociani e Walter Spizzamiglio, da una parte Giorgio Cociani che è del Gattile di Trieste, dall'altra parte Walter Spizzamiglio che invece è della casa di Romeo. Perché ho invitato quelli che vengono comunemente chiamati animalisti anche ma perché va bene, e anche... non mi offendo, io non mi offendo. No, ma nessuno sapeva, ma mi ha introdotto l'argomento Gattari perché ieri era anche il giorno dei gatti, giustamente, magari è passato un po' sotto traccia, ma è giusto ricordare i nostri amici a quattro zampe. E su questo, a proposito, l'anagrafe, si parla tanto di anagrafe felina e di obbligo di microchip per il gatto domestico, che ha creato anche un gran polverone in commissione regionale. Cociani, perché no al microchip? Perché no al microchip? Ma insomma è difficile sintetizzare perché mondo gatto è talmente variegato, talmente diverso. Noi qui siamo due rappresentanti di amanti dei gatti e degli animali, però la sua realtà è completamente diversa dalla nostra. Dopo ci presenterà anche la sua realtà. Certamente, cioè, che è a Trieste. Circoscritta. Invece casa di Romeo invece... Pedemontana, San Daniele del Friuli, benissimo. Allora, perché no microchip? Il microchip è microchip obbligatorio. Obbligatorio, esattamente. Obbligatorio. Sì. Il microchip è uno strumento che serve per dimostrare la proprietà dell'animale. Perciò uno che detiene un gatto in casa che dice il gatto è mio, lo vaccina, lo sterilizza soprattutto. Sì. Dopo parleremo anche della sterilizzazione, che è molto importante questo argomento con Spizzamiglio. Sì. È il punto di partenza. Perché una legge che si dedica alla tutela e al benessere degli animali non può prescindere dalla campagna contro il randagismo. La campagna contro il randagismo presume soltanto la sterilizzazione degli animali, purtroppo non ci sono altre alternative e questo dovrebbe essere il principale e il maggior impegno. Ci dicono anche l'anagrafe canina funziona, l'anagrafe felina perché non dovrebbe funzionare. È questione di numeri, secondo me, semplificando è soltanto questione di numeri. Nella nostra regione noi non abbiamo mai avuto un numero di cani randagi paragonabile a quello dei gatti, che poi sa, gatto randagio non si chiama più gatto randagio, è gatto libero. Allora il gatto libero, se tu trovi un cane in strada è chiaro che è di qualcuno, lo prendi, lo prelevi, vai a leggere il microchip e tramite anagrafe canina risali al proprietario. Così non funziona, non funzionerebbe per il gatto. Innanzitutto l'anagrafe per essere veramente efficace dovrebbe essere nazionale e non regionale. Perché... Che costo ha innanzitutto, giusto per farci capire anche nei nostri telespettatori? Che costo avrebbe questo obbligo di microchip? I costi sono anche abbastanza elastici perché ci sono le associazioni, anche c'è l'EMPA eccetera, agevola, l'azienda sanitaria fa, però diciamo in soldoni un microchip presso un veterinario privato verrebbe sui 30 euro, 30-40 euro. Allora, uno è un discorso. A Trieste non è un caso raro che gente detenga 3, 4, 5, 6 animali in casa, comincia a diventare un problema. Poi la gestione del gatto è che è diversa, perché un gatto per leggere il microchip alle volte devi rincorrerlo con il lettore. Se c'è un obbligo si presuppone anche che ci sia un controllore. Chi andrà a controllare i gatti di casa appunto ricorrendoli con il lettore sotto il letto di casa per vedere il numero del chip? Spizzamiglio, bisogna partire dalla base, cioè partire prima dalla sterilizzazione, questo è il reale problema, no? Su cui voi vi state battendo anche da tempo. Io sono stato responsabile LAV provincia di Udine nel 2015, ci occupiamo di gatti da meno anni di Giorgio, ma sono oramai 6 anni per i quali ci occupiamo di gatti. La problematica anzitutto è la sterilizzazione, pertanto è, come diceva anche Giorgio, suddivisa per fasce territoriali. Il Friuli non è tutto uguale. Io nella relazione che ho presentato in terza commissione a Trieste ho suggerito di fare questo distinguo. Le città sono un'oasi felice, in primis Trieste, la pianura padana si sta evolvendo per quanto riguarda la cultura uomo-animale, la pedemontana e la fascia montana purtroppo sono un attimino indietro. Dico purtroppo perché? Perché tutte le zone rurali
tendono a considerare ancora l'animale come in qualche modo debba portare un'utilità. Sono zone abituate ad avere allevamenti, quindi l'animale da reddito, il cane deve fare la guardia, il gatto deve portare vicino i topi o tenere perlomeno lontani. Senza quindi, contare, scusami, che il controllo delle nascite, cioè il controllo demografico, veniva fatto in una maniera molto semplice, cioè annegando tutti i cuccioli. Io credo che questa sia una prassi oggi assolutamente inaccettabile. Ma purtroppo in certe zone è ancora utilizzata. Esatto. Allora ecco che senza entrare a gamba tesa si potrebbe arrivare alla sterilizzazione anzitutto accompagnata dalla microcipatura nell'arco di qualche anno e con forme di incentivazione. Ecco, che tipo di incentivazione? La Regione potrebbe tranquillamente indire delle campagne per la sterilizzazione e microcipatura abbinata dei gatti di proprietà, contribuendo, come già fa, ma lo fa secondo noi in una forma non ottimale, oggi come oggi, spendendo gli stessi soldi arriveremo a ridurre il randagismo se la Regione con campagne di promozione e di sterilizzazione contribuisce alle spese che se non sbaglio questa legge è già in vigore da qualche altra parte, quindi basterebbe fare un copia and call. Ecco. In Umbria, poi ci sono delle città che hanno fatto loro quanto stiamo discorrendo e hanno reso obbligatoria, ma contribuiscono. Quindi un appello insomma a cercare di guardare da vicino realtà che insomma non è che siano tanto lontane insomma rispetto alla nostra. Sì, siamo sul territorio italiano. Noi abbiamo fatto un semplice esempio in commissione, in terza commissione 2 settimane fa, dicendo se sterilizziamo una gatta di proprietà, mediamente i costi oggi sono sugli 85 euro, tasse incluse, microchip incluso. 85 euro a spese dell'amministrazione comunale che poi vengono restituite dalla Regione. Quella gatta, la stessa gatta solo microchippata e non sterilizzata, lasciata libera di uscire di casa, in un anno partorisce 2 cucciolate. Mediamente potrebbe essere 8 gattini, diciamo che siano 4 maschi e 4 femmine, all'amministrazione comunale quegli 8 gattini, se non sistemati dal proprietario, ma anche il canale di sistemare i gattini in 2 anni tra parenti e amici si esaurisce, quei gattini, diventati gatti sterilizzati dall'amministrazione comunale, costeranno 600 euro a fronte degli 85 che avrebbe speso per sterilizzare la gatta. Quindi a conti fatti... per tutti sostanzialmente, ma questa cosa era già stata fatta, se non sbaglio, anche nel comune di Udine 3 mesi nel 2015. Perché non è stata portata avanti? Non ho la più pallida idea, è stata una cosa spot. Non ho seguito, sì, è stato un suggerimento di alcune associazioni locali, la giunta ONSEL l'ha accolto e è stato positivo. È stato positivo perché Udine ha avuto beneficio. Le cose negative si ritorna a fare, le positive probabilmente non vanno più di moda e vengono dimenticate. No? A Trieste invece com'è la situazione? Ma a Trieste la situazione devo dire che è abbastanza buona, principalmente perché abbiamo il supporto della città. Ecco, questo va detto, va ribadito, io lo sottolineo sempre, perché il Gattile ha potuto avere la sua storia, crescere nel tempo, diventare di una certa importanza, fare un lavoro di una certa importanza perché è Trieste che ci sostiene. In seconda battuta sicuramente ci sono anche le istituzioni, però ripeto in seconda battuta. Noi abbiamo creato la prima oasi felina in regione proprio sulla spinta del Gattile. Ecco, ci può raccontare un pochettino? Beh, insomma, sono 25 anni di storia. No, immagino 25 anni non si possono assumere in un minuto, ma sì, si possono assumere anche in 50 secondi sicuramente. Volentieri. Cosa avete in questi spazi? Allora, abbiamo il Gattile sanitario che si trova proprio in centro città, si chiama una piccola stradina, via della Fontana, dietro al Tribunale, perciò proprio centro città. E diciamo è il Gattile sanitario, dotato di ambulatorio, sala di degenze post-operatorie, spazio contumaciale per i gatti che arrivano incidentati e spazio per i gatti che restano, quelli che io chiamo ovviamente con molto affetto i miei scarti di produzione, cioè i gatti che non riusciamo a far adottare in tempo utile o perché hanno problemi di salute o perché hanno problemi di carattere, ce li teniamo e vivono in queste 2 casette prospicenti con un bel cortile. Una bella realtà, insomma. Ma direi di sì, In ogni caso il gatto è libero.
In ogni caso vive sempre in il libertà, gatto è insomma. libero, e vede, anche questo è uno degli aspetti che, perché sa, sul gatto si potrebbe, se cominciamo a dire parlare di tantissime gatti cose. andiamo avanti Sì. per 2 giornate consecutive. Facciamo un forum. Ecco. E anche per questo, tanto inquadrarlo, impacchettarlo, microchipparlo. Allora, io quando ho cominciato a pensare ai gatti di strada erano gatti randagi, poi sono diventati gatti liberi, sono nobilitati, adesso sono gatti microchippati. Allora, anche questo cosa vogliamo- stravolgimento, a dove vogliamo arrivare? Allora, Infatti. noi siamo stati accusati Vogliamo moltissime canizzare volte. i nostri gatti. Voi con la sterilizzazione sterminerete tutti i gatti? Io rispondo no, guardi signore, se la seconda guerra mondiale non è riuscita a sterminare tutti i gatti, Certo. ecco, Sì, sì. non si riuscirà a sterminare i gatti. Ma anche perché, scusi se No, le rubo la parola anche per darla a Spizzamiglio, se dopo abbiamo tanto randagismo appunto su questa battaglia che voi fate sulla sterilizzazione per incentivare, insomma, dopo purtroppo ci sono tanti carcasse di animali, di gatti che vengono ritrovati, che poi sono un costo. Certo, Costo per la comunità oltretutto, perché il recupero costa. Certo, infatti io so che l'amministrazione comunale spende per il recupero, lo smaltimento di ogni carcassa di animale morto, e solitamente, molto più spesso sono quelli dei gatti morti, incidentati, spende all'incirca 80 euro che vanno sempre sulle casse, a gravare sulle casse del comune. Chi sostiene microchip a tutti i costi dice ecco, in quel caso se il gatto è riconoscibile ed identificabile, è abbinabile a un proprietario, pagherebbe il proprietario. Sì, però Vai a no, cercarlo dopo il proprietario, ma- dopo c'è sì, una burocrazia infinita, se Io dopo voglio ci perdiamo vedere chi dietro. trova la carcassa del gatto in strada, come si fa a ritrovare che va dal dopo? veterinario Esatto. a leggerlo. leggere Allora lanciamo il un microchip. appello allora alle amministrazioni pubbliche perché possano, e anche un po' alla regione riguardo alla microchippatura obbligatoria. La regione sinceramente può intervenire con enorme peso, abbinando alla legge esistente dal 2012 qui in regione queste campagne di promozione alla sterilizzazione con contributi economici a partire anche dalle fasce di reddito, il meno abbiente. Io non, mi rendo conto che una signora anziana con una pensione al minimo non può permettersi di sterilizzare la sua gatta, che sicuramente le porta tanta compagnia, per 130-140 euro che vanno a incidere su una pensione mensile. Quindi invito la regione per fasce di reddito a portare avanti delle campagne di sterilizzazione con un contributo sensibile e anche ad invitare le amministrazioni comunali ad essere un attimino più adempienti, perché qui purtroppo c'è uno zoccolo duro, nel senso che se la legge non sanziona come sanziona il cittadino, non sanziona le amministrazioni inadempienti, ci sono molte amministrazioni che fanno orecchie da mercante e che non portano avanti nemmeno le campagne minime di sterilizzazione dei gatti di colonia, figuriamoci poi quant'altro. E direi di più, ho visto con i miei occhi situazioni disdicevoli, signore anziane che amano questi 4 zampe e che gli danno da mangiare perché hanno già poco per loro per arrivare a fine mese, il pane duro imbevuto nell'acqua e il latte. La legge dice che i comuni dovrebbero mantenere i gatti ex randagi, oggi di colonia o gatti liberi, come mantengono i gatti nei canili. Io non dico che debbano farlo al 100%, questo lo fa il comune di Lignano che da anni, e il comune di San Vito al Tagliamento, Udine anche ha delle buone iniziative e di cibo e di contributi per le associazioni che si occupano del randagismo. Insomma, le buone pratiche dovrebbero essere coltivate anche da altri. Sì, certo. Sì, non far finta di nulla, benissimo, ma la legge c'è e non perché manca la sanzione far finta di niente. Applichiamolo, insomma. Io vi ringrazio per la vostra presenza, abbiamo concluso qui il nostro spazio, grazie a Giorgio Cocciani, grazie a Walter Spizzamiglio, rinnovo per venirci a trovare anche un'altra volta, anche se non c'è la festa dei gatti, ma per altri tipi di appuntamenti. Sempre festeggiarli in altro modo, tutti i giorni dell'anno. Grazie Volentieri. mille, ci vediamo tra pochi minuti sempre con Ora e 7.